È ripreso il servizio di elettrocardiogramma presso la Confraternita Misericordia di Favara. Il servizio da quest'anno si arricchisce grazie alla presenza di un'esperta nel settore, la dottoressa Diletta Tinaglia. La Confraternita, con i volontari, vuole offrire un servizio gratuito volto a prevenire le malattie cardiovascolari. La prevenzione, ci dice la dottoressa Tinaglia, aiuta a ridurre la percentuale di una delle cause di morte più diffusa anche tra i giovani, l'infarto. Noi sappiamo che ai giorni d'oggi le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte improvvisa, soprattutto anche nei giovani. E quindi noi stiamo cercando di fare delle attività che possano coinvolgere la popolazione per avere una prevenzione primaria essenzialmente, nel senso che vedere i soggetti che potrebbero essere a rischio di avere problemi seri e poi eventualmente mandarli dal cardiologo specialista. La nostra prevenzione vuole essere innanzitutto un servizio che può aiutare il cittadino che ha un dubbio, che ha un malore. Noi siamo qua a disposizione proprio per fare questa prevenzione, nel senso che già dal misurare la pressione e anche dai valori dell'ECG si vede se un ECG è alterato o no. La confraternita comunque non si ferma qui, ci dice Giuseppe Castronovo, governatore della Misericordia. Sono anche in programma i corsi di soccorritore di primo livello e il servizio di ambulanza che è già attivo 24 ore su 24. Sì, ci stiamo organizzando anche una volta al mese a montare la tenda in piazza per organizzare delle giornate sanitarie su varie patologie. E voglio anche avvisare che le iscrizioni del corso di primo soccorso e protezione civile stanno per chiudersi, quindi chi non è ancora iscritto di apprestarsi perché il corso inizierà in breve. E per iscriversi basta venire qua all'associazione, c'è sempre qualcuno, viene fatta l'iscrizione, poi noi avviseremo il giorno che verrà fatto il corso. Sono in programma anche altre iniziative che l'associazione mette a disposizione alla cittadinanza. Prossimamente il direttivo e i volontari scenderanno in piazza con uno stand per offrire anche altri servizi di prevenzione. Stiamo cercando di organizzare delle giornate sanitarie per tutte le varie patologie. Delle patologie che possono essere dall'osteoporosi, quale sicuramente che partiremo, dopo alle malattie ematologiche, dopo per finire anche continuando alle malattie polmonari e così via. Cercheremo sempre di dare quello screening e quel monitoraggio che al territorio fa anche un pochettino comodo, in modo tale da preparare dopo agli specialisti il proprio lavoro. Sempre che parliamo di servizio gratuito, appunto, perché diciamo noi non dimentichiamo che siamo un'associazione di volontari, non siamo un'associazione a scopo di lucro, ma siamo un'associazione senza scopo di lucro. Ricordiamo quindi che chi volesse usufruire del servizio di elettrocardiogramma lo può fare tutti i martedì e venerdì dalle ore 17 alle 19, recandosi presso la sede della Confraternita Misericordia di Favara, sita in via De Gasperi, edificio antistante il seminario. Intanto è necessaria una prenotazione per poter usufruire di tale servizio. Basta quindi chiamare il numero di telefono 0922 43 82 01.